E fra un mese esatto partirà Udine Jazz, rassegna che proporrà i grandi nomi internazionali accanto a quelli di maggiore spicco della regione. Oggi la presentazione, torniamo a Udine, da Lara Boccalon. Decine i concerti e gli eventi in calendario dal 15 al 28 giugno per un festival che, come vuole la mission di Euritmica che lo organizza, unisce da sempre i grandi nomi della scena italiana e internazionale alle migliori nuove e giovani realtà provenienti dal territorio cui la manifestazione è molto legata. Tra i big della 26esima edizione di Udine Jazz, Paolo Fresu e Omar Sosa, che il 17 giugno debutteranno a Udine con il nuovo progetto live dal titolo Eros, dall'omonimo album creato a 4 anni di distanza da Alma. L'indomani, sabato 18, sarà la volta dell'icona mondiale del jazz e della fusion Pat Metini, che dal Teatro Nuovo Giovanni da Udine aprirà il suo tour europeo con al fianco Antonio Sanchez, Willem Simcock e la giovanissima e talentuosa Linda Oh. Il 28 giugno, in chiusura del festival, torna protagonista in regione il pianista e compositore Ezio Bosso, con una data della tranche estiva della sua tournée che finora ha registrato il tutto esaurito nei teatri delle principali città. Da non perdere anche lo spettacolo Birds Requiem del tunisino Dafer Youssef con il suo liuto arabo, moltissimi infine gli appuntamenti con le giovani realtà del territorio che, oltre ai principali teatri cittadini, coinvolgeranno anche gli angoli più suggestivi di Udine. Trieste. Chiusura dunque in musica di questa edizione, la prossima